Eder. Mac. Pallister. Liliana Resinovic, la procura scopre le carte. È stato il marito Sebastiano Visintin, così l'ha aggredita e soffocata. La svolta nell'indagine sulla morte di Liliana Resinovic, la 63enne scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021, è ritrovata cadavere settimane dopo all'interno dell'area verde dell'ex ospedale psichiatrico, arriva con una ricostruzione precisa, minuziosa e accusatoria da parte della procura. A firmarla è la pubblico ministero Ilaria Iozzi, titolare del fascicolo, la quale ha depositato un'articolata richiesta di incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza di Claudio Sterpin, il presunto amico speciale della vittima. Ma non si tratta di un semplice atto istruttorio. Le pagine depositate dal PM delineano infatti, per la prima volta in maniera ufficiale e dettagliata, l'ipotesi omicidiaria. A uccidere Liliana sarebbe stato il marito, Sebastiano Visintin, che l'avrebbe aggredita in un'area ben precisa del parco dell'ex OP, ovvero in via Weiss, all'altezza del civico 21. E lì le avrebbe tolto la vita con una manovra di soffocamento meccanico esterno, eseguita comprimendo con forza il volto della donna. La dinamica del presunto omicidio. Secondo quanto riportato nell'atto giudiziario, Visintin avrebbe aggredito la moglie fisicamente con una serie di azioni violente: afferrare, percuotere, urtare, graffiare, colpendola in diverse parti del corpo, dalla testa alla mano destra, al torace e agli arti. I traumi, si legge, sarebbero compatibili con la lotta e la sopraffazione. Il tutto si sarebbe concluso con un soffocamento diretto, attraverso la compressione del volto, un'azione netta, decisa e incompatibile con qualsiasi ipotesi suicidaria. I fatti, secondo la ricostruzione della procura, sarebbero avvenuti nella stessa mattina del 14 dicembre 2021, il giorno in cui Liliana è scomparsa. Una tesi netta. Così sono andate le cose. Per la procura non ci sono dubbi. La narrazione di Iozzi è netta, priva di esitazioni, e fa pensare che l'ufficio inquirente disponga di elementi concreti, forse nuovi, mai divulgati finora, che hanno consentito di formulare un'ipotesi accusatoria ben circostanziata, sia nei modi che nei tempi. Secondo quanto emerge, Visintin avrebbe intercettato Liliana subito dopo che la donna era stata ripresa per l'ultima volta dalla telecamera di un autobus in transito nella zona di Piazzale Gioberti. Da lì in poi sarebbe iniziata la sequenza tragica che si sarebbe conclusa nel boschetto vicino al civico 21 di via Weiss, proprio dove, settimane dopo, il corpo senza vita di Liliana è stato trovato avvolto in sacchi e buste. Una ricostruzione che, tuttavia, si scontra con quanto affermato in passato dagli stessi inquirenti in merito agli spostamenti documentati di Visintin nella mattinata della scomparsa. È possibile che siano emerse nuove incongruenze nei suoi movimenti o nei suoi racconti. Su questo punto, i difensori di Visintin, Paolo e Alice Bevilacqua, scelgono per ora il silenzio, limitandosi a dire che il loro assistito farà le opportune deduzioni nel corso dell'indagine. Visintin è stato iscritto nel registro degli indagati. Ora ci si trova davanti a un atto d'accusa preciso: luogo, data, modalità. La ricostruzione fornita da Iozzi ricalca quanto già evidenziato nella relazione medico-legale firmata dai consulenti della procura. L'antropologa forense Cristina Cattaneo, i medici legali Stefano Tambuzzi e Biagio Eugenio Leone e l'entomologo Stefano Vanin. Il suicidio? Per la procura è una messinscena. Decisiva nella svolta investigativa è stata l'ultima perizia medico-legale. I consulenti della procura hanno escluso con decisione l'ipotesi del suicidio. Non vi sono elementi tecnico-scientifici che la supportino, hanno scritto, sostenendo che Liliana sarebbe morta nella mattina stessa della sua scomparsa. Questo elemento contrasta radicalmente con le prime perizie affidate a Fulvio Costantinides, medico legale, e Fabio Cavalli, radiologo, secondo cui la donna si sarebbe suicidata tra il 3 e il 4 gennaio 2022, poche ore prima del ritrovamento del cadavere, infilando dei sacchetti di plastica in testa. L'ipotesi più recente è che quel complesso sistema di sacchi e buste sia stato architettato da Visintin per simulare un suicidio e sviare le indagini. A rafforzare i dubbi, anche le perplessità di diversi consulenti sul fatto che il corpo possa essere rimasto per 3 settimane nello stesso punto, senza essere notato da nessuno, in un'area frequentata e soggetta a passaggi quotidiani. Il ruolo di Claudio Sterpin.
La richiesta di incidente probatorio presentata dal PM riguarda la testimonianza di Claudio Sterpin, 86enne, che in più occasioni ha dichiarato di aver avuto un legame affettivo con Liliana e di essere in procinto di iniziare una nuova vita con lei, una volta lasciato il marito. La richiesta di ascoltare Sterpin è stata sollecitata dall'avvocato Nicodemo Gentile, legale di Sergio Resinovic, fratello della vittima. Vista l'età e le condizioni di salute dell'uomo, la procura ha ritenuto necessario cristallizzare le sue dichiarazioni, che già abbondano in interviste, trasmissioni televisive e deposizioni informali. Ora, il GIP Flavia Mangiante dovrà decidere se accogliere la richiesta e fissare l'udienza. Sterpin dovrebbe riferire sui rapporti interpersonali tra lui e Liliana, sui rapporti tra la donna e Visintin, nonché sulle dinamiche interne alla cerchia di amici e conoscenti della coppia, che potrebbero fornire un contesto utile a definire meglio i motivi e le tensioni che potrebbero aver condotto a un eventuale gesto estremo da parte del marito. La difesa rilancia, nuova richiesta di incidente probatorio. La difesa di Visintin, nel frattempo, non resta ferma. A giorni presenterà una propria richiesta di incidente probatorio, in cui chiederà una perizia collegiale indipendente per esaminare una serie di elementi tecnici e medico-legali, con l'obiettivo di smontare l'accusa e contestare le conclusioni dei periti della procura. Il quadro investigativo si complica, ma per la prima volta la procura assume pubblicamente una posizione netta sull'origine violenta della morte di Liliana Resinovic e attribuisce chiaramente la responsabilità al marito. Una tesi che, se confermata dalle prove, cambierebbe radicalmente il corso di una delle vicende di cronaca più controverse degli ultimi anni. Quando prima del funerale di Liliana Resinovic andai a Trieste a fare i miei video, facendo anche i miei giri, arrivai a dedurre che Liliana era stata presa a bordo da qualcuno, ipotizzando Sebastiano, qualcuno molto vicino a lui, subito dopo il passaggio in piazzale Gioberti, e oggi scopriamo che la procura ha la stessa mia idea di allora. E questo significa in fondo essere un detective, uno Sherlock Holmes, cioè senza carte arrivare ad una ricostruzione credibile, perché poi quando girano le carte e basta leggere sono tutti bravi. Oggi facciamo anche presente che se Sebastiano prende a bordo la persona che passa da piazzale Gioberti e la uccide, significa che se da casa uscisse la sosia, Sebastiano, poverino, ha sbagliato e ha ucciso la sosia, quindi probabilmente Liliana è morta in un altro modo. Sebastiano quel giorno avrebbe ucciso addirittura 2 persone, Liliana e anche la sosia. Ovviamente adesso anche quelli che sono più testardi dovranno ammettere che non esiste nessuna sosia, ma semplicemente Sebastiano ha preso a bordo la vera Liliana subito dopo piazzale Gioberti, l'avrebbe portata verso il parchetto, bisogna capire se subito o dopo un po', e l'avrebbe uccisa all'altezza del Museo dell'Antartide, cioè al 21, che è anche il punto che corrisponde col varco in cui si entra dentro l'ex OPP, luogo in cui Liliana sarà ritrovata. Abbiamo spesso parlato della Galleria Rossoni saltata, ovviamente a un certo punto è venuto fuori che questa scoperta fosse di Penelope, ma chi ha seguito bene il caso sa benissimo che la scoperta è la mia, e quando pubblicherò la tesi ne torneremo a parlare. Penso che lo farò la settimana prossima. Una cosa molto interessante legata appunto alla Galleria Rossoni è successa qualche giorno fa, io l'ho appresa stasera. Mi è stato chiesto come mai lo youtuber salernitano ha litigato con Sebastiano Visintin, e mai avrei pensato di essere io il motivo di questa lite. A quanto pare, dopo aver sentito della storia della Galleria Rossoni, lo youtuber salernitano ha chiamato Sebastiano dicendo che doveva assolutamente fare qualcosa, denunciare quel video per diffamazione aggravata. Sebastiano in quel momento si trovava dal suo legale. Io tra l'altro ho sempre detto che Sebastiano ha tutti i difetti, ma è una persona molto sportiva. Quindi, sentendosi dire dallo youtuber salernitano che doveva fare qualcosa e quindi rivolgersi al proprio avvocato, Sebastiano, che si trovava, ripeto, in presenza proprio di Bevilacqua, ha passato il telefono a Bevilacqua. Bevilacqua avrebbe insultato pesantemente lo youtuber dicendo di farsi i cavoli suoi. Dopodiché Sebastiano ha ripreso il telefono continuando la discussione. Lo youtuber era molto infastidito dicendo: ma come, ti ho sempre difeso e tu mi tratti così? E anche lo youtuber avrebbe insultato Sebastiano, il quale a quel punto ha risposto con la solita frase sua: tu non sai che agganci c'ho io, e puoi finire male. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.